Possiamo spiegare perché è chiamata eroina gialla? L'eroina gialla è un termine gergale che identifica una eroina ad elevata percentuale di principio attivo. È stato un termine, diciamo così, mediatico, ma che identifica appunto una percentuale elevata rispetto all'eroina tradizionale che si attestava su circa il 2, 3, 4% di principio attivo, mentre questa contiene il 30, 40, 50, anche 60% di principio attivo, quindi è molto più potente di quella precedente. Ci può spiegare gli effetti? Sostanzialmente l'effetto è legato al rischio di una più elevata depressione respiratoria per un assuntore di eroina di questo tipo qua, in quanto questa depressione respiratoria è direttamente proporzionale alla dose assunta, quindi utilizzare una polvere che ha il 30% equivale ad assumere 10 volte maggior quantità rispetto a una polvere che contiene il 30%. Questa elevatissima potenza aumenta normalmente il rischio di depressione respiratoria, quindi di arresto cardiocircolatorio acuto e quindi di overdose che può essere anche letale in diversi casi. Negli ultimi anni è aumentato il principio attivo all'interno delle droghe oppure si taglia di più la quantità che poi va venduta all'acquirente? Oltre al problema dell'eroina che ha visto appunto questo aumento di principio attivo in una certa parte di materiale disponibile sulla piazza, il grosso problema è legato alla enorme disponibilità di cocaina, al di là della sua percentuale, e all'enorme disponibilità ovviamente di cannabis. Questi sono problemi che incidono molto anche sulla sicurezza, sul lavoro, sulla guida, perché purtroppo molte persone assumono sempre più frequentemente cocaina o cannabis.